E wagyu, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Smeralda, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi sono in un posto specialissimo ed è la mia prima volta. Sono al Museo Cammarota, il museo del Napoli più conosciuto non solo a Napoli ma proprio in generale. È un museo famosissimo che ha tutte le maglie del Napoli, tute, felpe, abbigliamento storico del Napoli. Sono all'ingresso praticamente, già posso notare varie magliette, c'è quella più bella, quella più storica, quella più toccante di Maradona col 10, con firme annesse. Magari adesso entro e mi faccio spiegare tutto quello che andrò a trovare. Sono veramente molto felice di mostrarvelo, di condividere con voi questa esperienza, quindi voglio supportate il contenuto con un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per questi ed altri contenuti. Io direi di andare dentro, anche perché non sono solo, c'è anche Andrea che adesso vi faccio vedere, perché non vedo l'ora. Poi guardate qui, c'è anche la pettorina Sarò contento non devi mollare, campioni 3, bellissimo io qua, dai. Entriamo dentro la porta magica di Dios. Dal punto di vista collezionistico più rilevante, cioè ci sta Maradona piccolino tredicenne, ci sta una partita del 1981 Fiorentina-Argentina che in pratica è una partita importantissima perché la Fiorentina su Maradona nel 1981 arriva prima di tutti, Maradona nel Napoli viene nell'84, ha la possibilità di prenderlo e non lo prende sbagliando, lo prenderà il Barcellona nella primavera 82, quindi questa è una maglia che tra virgolette ti racconta la fortuna che il Napoli ha avuto che la Fiorentina se l'è cattata. Questo invece è un pezzo unico mondiale, maglia gialla, primo anno di Maradona nel Napoli, Lazio-Napoli del 14 ottobre 84. Perché è un pezzo unico? Perché con questo colore qui in maglia gialla il Napoli gioca solo 2 volte in campionato, ma a manica corta una sola volta. Non c'è altro. Proprio l'unica maglia. E in più è scambiata, vedi ci sono le immagini dello scambio, presa da Batista in Brasile, brasiliano della Lazio, e tiene ancora di più la particolarità che queste maglie qua portano la N del Napoli sul petto, questa qua non ce l'ha, ci stanno le fotografie da campo che lo dimostrano. Ora là quando era piccolino, cioè tipo si parla della 1973. cioè senza tipo era a calcetto, era una No, delle questo è il squadre. Cebolitas dell'Argentinos Junior, che praticamente era una squadra di ragazzini appartenente sempre all'Argentinos Junior. Dato che erano piccolini, le chiamarono lo Cebolitas, le cipolline. In più poi andiamo nel vintage, andiamo a finire anche al 1953, che è la maglia più vecchia che abbiamo al museo. E poi ci sta tutta la parte moderna, che è da qui. Mamma mia, Ma questa è fighissima, tipo sta ruta qua. Questa è bellissima. Questa è una Road Groll. pensa che Mamma mia. guarda là non c'è neanche lo stemma. Sì. Ma pure qua. Il primo sponsor nel Napoli viene nell'81, 81-82, Snaidero Cucine Company, Questa qua. che praticamente diciamo, è la prima volta che escono gli sponsor sulle magliette del Napoli. C'è sta maglia è tipo... Maglione. Questa è Sì. Puma. Allora, Napoli, non so se lo sapete, fine anni 80, 78-79 e 79-80 ha avuto maglie di fabbricazione Puma. Aveva anche precedentemente l'NR, ma nell'80-81 NR con l'applicazione del logo proprio NR sulle magliette stesse. E l'applicazione del logo NR in questo caso qui, in quest'anno qui, è intramato nel tessuto, a differenza di quello che arriverà dopo, che sarà cucito sul tessuto. Precedentemente alle annate Puma, le maglie sono anche di fabbricazione NR, ma non ci sta nessun logo applicato sopra. Tipo quella là. Tipo queste Tipo qua questa. sono maglie del 77-78, queste maglie del 76-77 con la coccardina della Coppa Italia vinta 75-76, seconda Coppa Italia nella storia del Napoli. Questa invece è la maglia più vecchia che abbiamo al museo, Questa qua, la maglia più vecchia. 1953, Luciano Comaschi. Zero, cioè senza... Cioè non c'è niente. tipo un maglioncino normale. Tipo maglioncino normale. Ma così erano pure quelle delle altre squadre. Sì, vabbè, poi c'erano quelle là, le strisciate che erano comunque... Queste, le maglie del Napoli erano molto semplici. L'azzurro e il Lasciamole bianco. stare, te strisciate. Le strisciate. Non le vogliamo. E questo invece che cos'è? C'è sto simbolo dell'infinito, tipo. Allora, questo è un angoletto ancora dedicato a Diego Armando Maradona. Perché sta qui? Perché quando purtroppo morì Maradona, venne Rete 4 a fare uno speciale qui. Facemmo questo angolino perché non era il momento di fare, sai, ripercorriamo un po' la storia di Maradona, diciamo calcistica, nei club, mondiale giovanile, ancora nei club, poi Boca Juniors per la prima volta, Barcellona, Napoli, e quindi utilizziamo questo angolino per fare le riprese, poi da quel momento in poi non l'abbiamo più spostato. Queste sono maglie di Maradona dell'Argentinos Junior. E l'otto di cui tu mi parli è la marca Deportit, si chiama. Ah, ok. Questi invece sono
sono palloni che sono stati usati per qualche partita in particolare? O... No, non sono palloni di partite particolari, questi sono palloni anni 50. In particolare c'è questo Carlo Parola, che poi chi sarebbe Carlo Parola? Quello là che nelle figurine Panini fa la rovesciata, che si mise a fabbricare i palloni una volta finita la carriera. Questo qua è un pallone del 1954, utilizzato al torneo internazionale di Sanremo. Sarebbe più o meno l'attuale Carling Cup, se la fanno ancora, non lo so. Andrea, questi scarpetti? Scarpette anni 50, questi sono di fabbricazione inglese, mentre queste qua Europa, Italia, suppongo. Qua troviamo tutto l'angolo, vabbè, conosciuto ormai da noi. Questa, se ho visto bene da dietro, è la maglia di Allan. Esatto. Super. Questa sarà tipo di... Allora vado proprio ad intuito. Questa è tipo di Bari. Con la patch di The Best Defender 2018-2019. Esatto. Sì, la patch là. Questa pure è bellissima. Semmare Camsic Napoli Juventus, certificata Calcio Napoli. Allora pure questa, questa di Paolo. Sì, Paolo Cannavaro, Supercoppa Supercoppa. Italiana. La rapina di Pechino. Infatti c'è anche il giornale che dice super vergogna. Ah, il giornale. Super vergogna, ragazzi. La partita l'hanno decisa loro. Vabbè, effettivamente. Questa maglia è una delle più belle pure. Cioè, comunque se guardi la maglia tipo di oggi, ma pure queste qua, non riesci a capire come si è passati da questa a questa. L'evoluzione del calcio, Mamma mia. anche dal punto di vista dei tessuti. Vuoi vedere una cosa? Vai. Che l'ho intravista e non credo l'ultima volta che sono venuto qua non c'era. Di là. Sì. Vieni, giuro. È una cosa, cioè, sconvolgente. Ah, questo. Non ci credo, vai, da qua. Ah, il modellino dello stadio. Scherzando. È il Maradona, voglio questo. Andrea, il tuo posto? E io sto in tribuna. Allora, aspetta. Quella è curva B, là è curva. Quelle cose là. Ok, io sto là. Andrea, posto? No, aspetta, questa è ancora curva forse. No, qua, io sto qua. Sto in fila 8 io. Andrea, se noi siete quelli là che stanno... qua, sì. No, siete quelli là che stanno già seduti là, ecco. Sì. Abbonamento lì. Ma bello. Bellissimo. Sta la squadra là. Che cos'è? Osimhen là che sta insultando? Sì. Se non mi sbaglio l'ho vista da un signore che l'ha costruito proprio su TikTok. No, voglio questo a casa, voglio. Ah, questo è bellissimo. Sconvolgente. Tutto in miniatura. Però quella, se posso dare fastidio. Vabbè, l'hanno messo perché giustamente là sta scritto è la via dei quartieri spagnoli. Dovrebbe essere da via Toledo. Però non è proprio la strada dei quartieri. No. Sarebbe stato proprio. Però ci sta, quella là. L'entrata, Però giustamente che tipo qua è presente, tu quando vedi Maradona da qua, là ci sta la via che scendi. Sì. Se fosse stata così, però capisco anche che là è diciamo l'icona dei quartieri Per far capire spagnoli. l'entrata, Dei quartieri spagnoli, sì. È proprio più la miniatura, se no era una scena in dovunque. Sarebbe stato un casino. Ma bellissimo, aiuto. Andrea? Ma sconvolto, fra questo è. Sì, è bellissimo. Cioè, è perfetto. Guarda Maradona è fatto uguale. Oh, vero. Maradona è uguale. Sì. Fatto sulla finestra. Sulla finestrina. Io posso dire una cosa, sta là la maglia di Ciuc. E vabbè, è stato un grandissimo attaccante, penso uno dei più grandi attaccanti della storia del Napoli. Ho avuto l'onore di conoscerlo. Bravissima persona. Stefan. Forte. E paradossalmente è altoatesino, ma diciamo al 70-80% è anche un buon napoletano. Mamma mia, bellissimo. Cioè, tipo quelle là dell'anno 2010, 2011. 11. Sì, quelle lì sopra. Gli ebda pazienza, la Vezzi e Cavani. Bellissimo, mamma mia. Quello là è tipo il primo anno di Cavani, quello là. Dovrebbe essere. La maglia blu me la ricordo. La maglia bianca pure di Lavezzi, guarda là. Qua per esempio ti dico che sono certi giocatori, anzi la maggior parte che manco per nominata li conosco. Tipo Vidigal, non lo conosco proprio. Magari è fortissimo, ma non... No, era un portoghese, un centrocampista di rottura. Questo non è il o è lui? Mister È De Zerbi? Sì, Mister. Che se no pensavo. La maglia di Mister De Zerbi. Pensavo avesse giocato prima, no? 2007. 2007-2008. Stellone, Alessio, su Altomare, Bellucci, vabbè per nome magari nominata Scarlato, me lo ricordo. Pure me la... Cruz è abbastanza famoso. Allora, io questo è un po' più angolo recente. Ci sono Innamorato. anche le monete che sono state coniate per i vari scudetti. Questo è il Napoli, pure la Ah sì, quella che abbiamo fatto l'anno scorso. Qual è quella dell'anno Queste scorso? sono quelle dell'anno scorso. Queste La qua dorata sopra? E le due argentate. Sì. Poi ci sono quelle là del primo scudetto, del secondo e della Coppa UEFA. German Dennis, che oggi gioca in GOT League. Mascara. Questo è l'anno in cui siamo arrivati terzi. E poi c'è lui, Gonzalo Higuain. Migliore attaccante, Andrea. Tra i Attaccante tre. della storia del Napoli. No, della storia, ci sta. Per me è il migliore attaccante della storia del Cavani. Napoli. Higuain. Ditecelo nei commenti chi è stato l'attaccante migliore nella storia del Napoli. Per me Higuain. Togliendo ovviamente Maradona, dici. No, vabbè, attaccante numero 9. Non... Ah, numero 9. Dio che 10. Ok, togliendo i 10 eccetera, il 9 per me pure Higuain, sempre tutti Higuain. Poi ci sta Cavani, Sta precareca però, però non abbiamo vissuto, cioè abbiamo visto, Lo so, sappiamo però che è per forte, nominata, capito? molto forte. Non lo
so. La magica. Forse Higuain. Fatecelo sapere. E poi ragazzi, in questo angolo qua c'è una maglia che mi piace il cuore vedere, quella di Elif Elmas. Aspetta ancora che mi sblocca su Instagram. Grazie, complimenti. A me una volta mi diede la maglia insigne, era Genoa-Napoli, la maglia del primo tempo. Oh, aiuto, cioè puzzava talmente tanto, era talmente bagnata, ma mi piaceva così tanto che me la sono goduta fino all'ultimo goccio di sudore, ogni volta me la andavo ad odorare. Poi l'hai lavata? No, non si lava, mai. si lava, non si può mai lavare. Eccolo, quello è bello. Certo, è vissuto. Sì. Questo per esempio invece un Osimhen, Napoli-Udinese, e c'è ancora la macchia da campo e il gesso sulla spalla. È vero, ecco. Mamma mia, bello. Un'altra maglia pure bella è questa qua di Kvaratskhelia, Union Berlino-Napoli con la manica rotta, manica strappata. Ah, è vero, c'è lo strappo proprio sulla manica, eccolo. Sono proprio C'è le un buco. fotografie, Chi le girano in mazza? Ma solo così lo possono fermare, tipo. Una rubrica La maglietta. buscando in partite qua. Allora, comunque ho una preferenza 3. Io ho trovato quella là proprio che mi fa impazzire tra le varie cose. Non è una maglia, ma l'ho detto già prima, è una felpa. Quella là. Ma è bellissima sta felpa. Felpa 80-81. Mamma mia. C'è anche la fotografia sotto, se la misura. Ah, eccola. Bellissima sta felpa. Ma non si trova, c'è sta felpa così, non si trova da nessun'altra parte. Ma no, dai, si troverà. Cioè, tipo, sai, qualcuno che. Non è una maglia. Difficile, non l'escludono, ma è difficile. Difficilmente, ma secondo me si può trovare. Ah, perché lo sai la cosa che mi piaceva passare? È tipo quell'SSC Napoli scritto così che se vedi è come se fosse pure storto scritto, cioè, capito? Non è proprio perfetto scritto. Perché devi calcolare che tutti questi anni qua c'era molto artigianalità, oggi è tutto stampato, tutto industriale, tutto commerciale. Poi invece non tutte le maglie erano uguali, per esempio. Ok, quella l'hai vista là col ciuccio. No, non l'avevo vista. N di Napoli col ciuccio. Con Cicciaco, bello. Cirio. Infatti pure questa qua mi piace, questa felpa È qua. l'unica volta che è stato utilizzato questo simbolo del ciuccio, l'annata 82-83. Oh, sì, no, solo è proprio brutta l'ultima. L'unica che forse non mi piace. La verde. No, la verde del portiere. Poi questo qua latte bene è fantastico. Ma vedi, cioè, sempre il fatto dell'artigianalità, cioè il latte bello non è perfetto, non è shit perfetto, ma è proprio bello. Tutto cucito in Sì, a mano. E invece l'ultima cosa, sta panchina. Questa è una curva B, praticamente questa è il comune di Napoli quando dismisero praticamente i sediolini per fare i lavori, lo stadio nuovo per le Universiadi. Sì, che mo stanno azzurri e bianchi. Dava la possibilità, diciamo, a chi volesse farne richiesta di prendere un cimelio, un ricordo del... Infatti è un pezzo storico, guarda, il seggiolino rosso. Quante persone? Magari risparmiavano sulla dismissione dei sediolini, no? È stata una bella cosa. Per me sono ancora così, non lo so come spiegarti. Non sono cambiati. Sono pure questi chicchi di Dio che giocano con la 16, per esempio. Infatti perché? Con la 16. Perché allora nel caso di questa partita qua, Fiorentina-Napoli, si doveva giocare, diciamo, in settimana con il Bayern Monaco, quindi Diego viene messo in panchina. Prima si andava in campo dall'1 all'11, Maradona era il 10, però se non era in campo, cioè il 10 andava solitamente a De Napoli. Fiorentina-Napoli, Maradona entra con la 16, queste sono le foto di repertorio. Questa è veramente unica. Cioè, quante volte è andato con un numero diverso dal 10? No, sì, sono poche le volte, però... Quindi, cioè, queste qua sono proprio rarissime. Guarda questa qua fighissima quando c'era la maglia del Marocco. Sì, queste sono scarpette di un Maradona non più professionista, ma che Sì, dopo una le perdita di che beneficenza in Marocco, sì. bellissimo. Già. Io vi dico la verità, cioè, mi ha fatto uno strano effetto. Allora, a parte l'ho presa per fare la miniatura del video, però nel mentre chiedevo ad Andrea, perché poi non ci credevo, se fosse quella là effettivamente di Diego indossata. Sì, cioè sotto canna Maradona in teoria, praticamente la maglietta sua. Boh, non lo so, cioè non mi sembra vero, vi dico la verità. È bellissimo, ma è un pezzo storico, cioè unico. Vedete qua. Il 10. Vabbè, non puzza più questo. Passa tanto tempo. È stato preso per andare. Mamma mia. Poi nel frattempo abbiamo preso anche l'altra, sempre di Diego, però del Barcellona. Mamma mia, che qualità, bellissimo. Cioè non ci credo ancora. Cioè veramente non ci credo che sto toccando le maglie sue indossate. Boh, non so, veramente un sogno. Boh, qualcosa di unico. Questo giro finisce qui nel museo. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video. A me è piaciuto tantissimo perché ho fatto un tuffo nel passato e nella storia del Napoli. Se ci volete venire, sta a Nola, nel CIS. E fatemi sapere, magari vi do qualche informazione in privato. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. È sempre solo Forza Napoli.